progetto molto interessante che vogliamo condividere con voi. Sono infatti partite le attività del progetto GEA, Generazione di Energia in Azione, di ENAC Veneto. Per parlarci di questo abbiamo a Radio ABM Veronica da Canal. Ciao a tutti, buongiorno. Ben arrivata Veronica, è un piacere trovarti ai nostri microfoni. Allora, ci parli di questo progetto, di cosa tratta? Allora, il progetto GEA, Generazione di Energia in Azione, appunto è un progetto nuovo, nuovissimo, finanziato dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo, quindi fondi pubblici, fondi europei, e è rivolto principalmente ai giovani tra i 16 e i 29 anni. E l'obiettivo principale è quello di avvicinare i giovani del territorio al mondo del lavoro. Infatti il target sono i giovani disoccupati, inattivi o che hanno interrotto il percorso scolastico obbligatorio. Per cui questo è il grande obiettivo del progetto. Quindi entriamo un po' nel dettaglio, no? Cerchiamo di capire meglio di cosa tratta. Cioè, questi ragazzi vengono coinvolti in vari laboratori, seguendo anche le loro aspirazioni, le loro anche abitudini, no? Anche le loro capacità. Come l'avete impostato o come è stato impostato questo progetto? Allora, il progetto appunto è sperimentale. La Regione sta finanziando delle azioni innovative, appunto sperimentali, in vari territori. Su Feltre appunto è attivo questo progetto e l'idea è quella di attivare e coinvolgere i giovani che attualmente non sono occupati in maniera anche un po' non tradizionale, quindi noi cerchiamo, ci sono anche 2 borsisti, appunto io sono una di questi. Cosa sono, scusami, i borsisti? Ok, Cerchiamo di capire un po' anche questi termini, no? All'interno del progetto sono state attivate 2 persone, 2 collaborazioni che appunto si occuperanno di svolgere, di implementare delle attività che vadano proprio a coinvolgere i giovani anche in una maniera più diretta, insomma, io mi sento giovane e magari riesco a parlare un po' di più anche il linguaggio dei ragazzi, delle Certo. persone che in questo momento hanno delle difficoltà oppure non riescono a entrare in una realtà lavorativa desiderata. E per questo ci sono anche dei tirocini, no? Ecco, e quindi oltre appunto a noi borsisti ci sono tutta un'altra serie di attività, tra cui tirocini retribuiti in varie realtà del territorio, in varie aziende, che poi appunto è da capire col giovane in questione qual è la realtà più adatta a lui. E è prevista anche un'indennità, quindi la regione finanzia anche proprio il tirocinio con 450 euro per 3 mesi. Quindi è una buona opportunità, ecco, per lanciarsi in un'attività lavorativa. Poi sono previsti degli eventi, dei seminari e dei workshop che andranno ad attivare appunto anche le inclinazioni dei giovani e apriranno anche al dialogo. E si cercherà di fare attenzione appunto a quali sono anche gli argomenti che si vogliono trattare. Poi verranno attivati dei colloqui di orientamento, sia individuale che di gruppo e di questo coaching. È fondamentale, no? Esattamente, proprio per riuscire a capire qual è il percorso di ognuno, quindi sarà data la possibilità, ci sono delle ore a disposizione e quindi chiunque abbia bisogno può rivolgersi a un professionista del settore. E poi abbiamo anche una novità, che è un concorso di idee che a breve sarà pubblico, ma io spargo già la voce. Lo stai spoilerando? Esatto, diciamo così.
Si tratterà praticamente di un concorso in cui una persona, o meglio ancora dei gruppi da 4 persone, ma poi potranno formarsi anche in seguito, in cui si valorizzeranno le idee proprio dei giovani tra i 16 e i 29 anni. Si chiederà appunto quali sono le idee e qual è la modalità in cui vengono realizzate. Poi attraverso una selezione si deciderà quali saranno le 4 idee vincitrici, e attraverso dei percorsi di formazione, quindi si avranno a disposizione dei professionisti che guideranno, ecco, anche l'implementazione dell'idea. Si farà progettazione, si seguiranno, ecco, vari percorsi, e poi si realizzerà l'idea anche con un budget. Per cui, insomma, è una bella opportunità. Certo, qui entra in gioco anche la creatività, no, delle persone, dei giovani in questo Esatto. caso, è molto importante, è fondamentale. Quanto dura un progetto del genere per una persona che vuole intraprendere questo percorso? Ecco, dipende da qual è la strada che ognuno vuole percorrere. Se è più adatto un tirocinio, appunto si tratta di 3 mesi, più magari il momento dell'orientamento. Se si tratta del concorso di idee, appunto, È un po' più lungo il percorso, esatto, certo. durerà, ecco, qualche mese. Poi abbiamo anche dei percorsi di formazione outdoor, quindi verranno implementati durante il periodo estivo, in cui i gruppi di giovani, ecco, avranno l'opportunità di conoscere meglio le proprie capacità, e ecco, capire anche quali sono le proprie inclinazioni, anche per poi metterle in pratica nel proprio percorso lavorativo, ecco, Ci futuro. sono già dei giovani che vi hanno contattato per questa serie di progetti? Sì, abbiamo già cominciato con i colloqui individuali, per cui ecco, siamo all'inizio, ma stiamo già entrando nel vivo delle attività. Eh beh, questa ci sembra anche una bella cosa, no? Ti faccio una domanda un po' tecnica. Sono tanti i ragazzi che abbandonano la scuola in provincia di Belluno? In provincia di Belluno fortunatamente non sono tantissimi, quindi questo è un buon dato, un dato positivo. Ecco, abbiamo comunque anche per loro delle belle opportunità. Si tratta di tre corsi. Uno è più incentrato sulla cinematografia, uno sull'imparare a fare i caffè un po' scenografici e i cocktail, sempre anche con un aspetto di storytelling, quindi poi anche non so, per sfruttare i canali social all'interno, ecco, di questo settore del bar, della caffetteria. E un altro che è più pratico e manuale e si chiama Creatori 3D, per cui si sperimenterà la stampa 3D, per cui a questi ragazzi tra i 16 e i 18 anni che hanno abbandonato il percorso scolastico viene data l'opportunità di imparare qualcosa di pratico. E Poi, questo è veramente una bella cosa, no? Ci esatto. sono anche i migranti che partecipano a questi progetti? Beh, noi speriamo, Perché noi ecco. cerchiamo di integrarli, no? Nel nostro territorio ne abbiamo bisogno, di questo dobbiamo dirlo. Abbiamo bisogno di tanta manodopera, perché no? Potrebbe essere anche una bella occasione anche questa. Eh sì, sicuramente con i nostri progetti, insomma, cerchiamo di includere, arrivare a coinvolgere tutte le persone che fanno parte della nostra società, e soprattutto quelle che in questo momento stanno appunto cercando lavoro, ecco, e soprattutto con questo progetto ci rivolgiamo ai giovani. È da dire anche che abbiamo una buona rete di partner, e l'obiettivo anche di questa iniziativa è creare una rete anche che poi possa sostenersi nel tempo a sostegno dei giovani. E appunto all'interno di questo partenariato abbiamo anche realtà e associazioni che ecco, guardano anche al mondo
dell'immigrazione Ecco, sicuramente. questo è importantissimo secondo me, mio modesto parere. No, io sono contenta, Veronica, che tu sei venuta qui agli studi di Radio ABM, perché questi progetti, poi fatti dai giovani per i giovani, raggiungono veramente un valore aggiunto alla cosa, no? Perché voi forse riuscite a capire meglio, a entrare meglio nelle dinamiche anche di cosa cerca un giovane Mhm. oggi. Che domande proponete per capire un po', su che cosa è indirizzato uno piuttosto che un altro? Così per farci un'idea, questa è una curiosità mia. Quindi durante anche i colloqui Colloqui, di sì. orientamento proprio con i giovani, beh, sicuramente chiediamo quali sono i propri sogni, le proprie aspettative, cos'è anche che piace fare poi nel pratico, perché magari qualcuno ha l'obiettivo di intraprendere, ecco, una carriera lavorativa, però poi si scopre che ha tantissime anche altre abilità e capacità che possono essere proprio sfruttate anche in un ambito lavorativo magari che non si era preso in considerazione. Per cui, ecco, cerchiamo sia di capire i propri interessi, le proprie inclinazioni. Siete un po' psicologi anche in questo, no? Psicologi del lavoro, perché bisogna entrare proprio, un ragazzo anche a 16 anni ancora non è che sia formato, che sappia che cosa vuole fare da grande, forse non lo sappiamo nemmeno noi, quindi immaginiamoci un ragazzino, perché ancora un ragazzino ha le idee un po' confuse, quindi anche solo aiutarlo a intraprendere una strada mi sembra già una gran cosa. C'è qualche recapito telefonico a cui possono rivolgersi se qualcuno magari è interessato e ancora non vi ha chiamato? Sì, assolutamente. Io consiglio di visitare il sito di ENAC Veneto, dove c'è anche proprio tutta una sezione dedicata a questo progetto, in cui si può trovare sia il recapito telefonico, sia l'email, ma anche direttamente un form, un modulo in cui scrivendo i propri dati e ecco le proprie, sì, rispondendo alle domande che sono citate, si può arrivare direttamente in contatto con noi che ci stiamo occupando di questo progetto. Bene Veronica, grazie mille per essere stata a Radio ABM. Ti invito a ritornare magari più avanti per sapere com'è andata anche, come se ci sono stati tanti ragazzi che hanno partecipato, insomma per fare un po' il punto della situazione, per non lasciare sempre che le cose vadano nel dimenticatoio, no? Quindi ci ritroviamo sicuramente, ti auguro davvero tante cose belle, grazie per quello che state facendo per i giovani. Grazie a voi per l'opportunità di raccontarci.